Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Allora è ufficiale, signori, Calzona è il nuovo allenatore del Napoli, esonerato mister Walter Mazzarri e a me mi piange un po' il cuore, sono sincero, perché Walter ci ha provato, voglio, fino in fondo, anche con i suoi limiti, però ci ha provato, voglio. Non si meritava tutto questo, soprattutto da parte dei giocatori del Napoli. Ora sembrerebbe che questa cosa di cambiare allenatore possa risollevare la squadra, io me lo auguro veramente, ma l'andazzo è quello che è. Questa è una stagione nata male e morirà male, secondo me. Poi, se Calzona farà questo miracolo di riportarci al quarto posto, che non è proprio impossibile, voglio, perché sono 7 lunghezze, quindi non è ancora tutto chiuso. C'è anche gli scontri diretti al Maradona, quindi si può provare questa impresa. Ve l'ho detto, sono rimasto molto male quando Mazzarri è andato via, quando questa serie è stata esonerato, ma anche De Laurentiis, secondo me, lui l'ha detto, è un carissimo amico della famiglia De Laurentiis, è un carissimo amico del Napoli, dispiace, ma i tifosi meritano altro, ma caro Aurelio, i tifosi meritavano altro ad inizio stagione, non ora. Partire da un allenatore come Garcia è stata la scelta più sbagliata che si potesse fare, passando poi per Mazzarri, perché io l'ho detto, noi con Mazzarri provavamo quello stimolo di dire oh, Mazzarri conosce l'ambiente, può portare qualcosa, può dare quella grinta che mancava a questi giocatori, quella scintilla, e invece questa scintilla non è mai scoccata nella testa soprattutto dei giocatori. Anche se sul lato atletico il Napoli è migliorato, perché questo bisogna dirlo, grazie a Mazzarri abbiamo rifatto la preparazione atletica. Cosa molto importante, Sinatti ritorna come preparatore, ragazzi, quindi già qui è una buonissima cosa. Domani ci sarà il primo allenamento alle 14, è stata spostata anche la conferenza stampa pre-Napoli-Barcellona. Io non so che dirvi, sono sincero. Non me ne vogliono i tifosi, diciamo, ma come non esulti? Ma che già esulta? Io questo cambio qui l'avrei fatto sabato pomeriggio, non ora, per il semplice fatto che a 24 ore dalla partita più importante della stagione, non prendiamoci per il culo, questa è veramente una partita importantissima, ma a livello psicologico vai a cambiare l'allenatore che questa mattina ha svolto la seduta di allenamento. Mazzarri come l'avrà svolta questa seduta di allenamento? Cioè, con quale voglia? Vabbè. E questa arriva a 24 ore dalla partita più importante. Cosa gli potrà dire mai ai giocatori? Facciamo come si faceva l'anno scorso, 4-3-3, Kvara nelle linee, Osimhen titolare, Politano, Lindstorm sui lati. Non lo so, non lo so, ve l'ho detto, non era il momento, secondo me, io avrei aspettato, o lo facevi prima o lo facevi dopo la partita di Champions League. Però viene dalla nazionale, quindi e rimane comunque l'allenatore della nazionale slovacca, quindi sa come fare gruppo velocemente. Questo bisogna dirlo, sa come fare gruppo velocemente, questa è una cosa buonissima. Ci affidiamo a lui, l'unica cosa che possiamo dire è questa: affidarci a Sinatti, scusatemi, a Calzona, che possa risollevare il morale almeno di questa squadra. Ha detto bene De Laurentiis, conosce l'80% della squadra. Hamsik non sarà nel gruppo di Calzona. Ha detto anche De Laurentiis, cioè, non sono riuscito a parlarci, però è sempre il benvenuto qui a Napoli. Ragazzi, io me lo auguro. Perché non prendiamo come DS Hamsik? Io la butto lì, ma un ex giocatore, una bandiera del Napoli, secondo me, messo come DS potrebbe fare molto bene. Ma io la butto lì, poi non lo so, però io la penso così. Poi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti. Il video è breve, è brevissimo.
E giusto per parlare dell'arrivo di Calzona, ma ne abbiamo già parlato questa mattina, aspettavamo solo l'ufficialità. L'ufficialità è arrivata questa sera alle 9, scusatemi se ho fatto tardi anche a far uscire il video, guagliù. Però ora è il momento di pedalare, ora non ci sono più scuse, hai cambiato l'allenatore 2 volte, sia Garcia sia Mazzarri. Sapete come c'è il detto, non c'è due senza tre e la quarta viene da sé. No, a parte di sicuro l'allenatore della prossima stagione non sarà lui, a meno che non ci porti in Champions League, questo ragazzi, io se poi ci porta in Champions League metto le mani avanti e dico aiuto, riconfermatelo anche per la prossima stagione se si intravede qualcosa. Mi vorrei soffermare su quell'ultima parola, dobbiamo dare di più ai tifosi. Aurelio, te l'ho detto all'inizio video, ci dovevi dare molto di più, ma a inizio anno, no adesso. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao, aiuto.